Se volete preparare delle brioche sofficissime, vi consiglio di provare il pan di panna. Sono dei morbidi panini dolci, perfetti da gustare da soli o da farcire a piacere. In una ciotola mettete la panna liquida, il latte e fate scaldare. In una ciotola a parte mettete la farina, lo zucchero, le uova leggermente sbattute, il burro morbido, il lievito di birra, aggiungete panna e latte, mescolate e poi continuate a lavorare l'impasto con le mani, prima nella ciotola e poi su un piano da lavoro in modo da ottenere un panetto. Mettetelo in una ciotola imburrata e lasciatelo raddoppiare di volume. L'impasto, come vedete, è lievitato, dividetelo in panetti, a me ne sono venuti 6, ma potete farli più piccoli e farne di più. Formate i panini, metteteli su una teglia con carta forno, copriteli con la pellicola e lasciateli lievitare ancora un'ora. Prima di cuocerli, spennellateli con il tuorlo mescolato alla panna. Ed una volta sfornati, dagli del zucchero a velo e vabbè, ma guardate quanto sono morbidi. Potete mangiarveli da soli, farcirli con la crema di nocciole, appunto, con la marmellata, con la crema al pistacchio, come ve pare, ma provateli e gioite!